Quando vuoi. Ciao a tutti e a tutte, sono Rossella e vi parlo dalla Casa delle Farfalle di Bordano. Sono in uno dei nostri giardini tropicali, in modo particolare all'interno del giardino tropicale dell'Africa. La pillola di oggi, ho pensato a un titolo e il titolo è La Dracena e la cena della falena. La dracena è una pianta, è la pianta che ho qui davanti a me ed è parente delle agave, infatti appartiene alla famiglia delle agavacee. Queste foglie noi le vediamo variegate, con delle strisce all'interno un po' più chiare. Queste sono state ottenute, queste varietà, dall'uomo. In natura le dracene sono in realtà piante con foglie completamente verdi, anche perché all'interno del fitto di una foresta avere queste macchie bianche dove non c'è molta clorofilla per la pianta sarebbe una grande difficoltà per svolgere la fotosintesi. Qual è la particolarità di cui voglio parlarvi oggi? È il fiore della dracena. Il fiore è in realtà un'infiorescenza a spiga fatta di tanti piccoli gruppi di piccoli fiori con un lungo tubicino molto profumati dalla fragranza veramente molto intensa che purtroppo voi non riuscite a sentire e questa fragranza si sente moltissimo durante la notte. Questa pianta si chiama infatti Dracena fragrans. Ora, il fatto che il fiore sia di colore bianco, che il fiore emani una forte fragranza, soprattutto durante la sera, ci fa pensare che venga impollinato da una farfalla notturna, dalle falene. Questa pianta, le dracene, vengono anche vendute con il nome di tronchetto della felicità. Felicità perché viene regalata come pianta portafortuna nelle case, come buon auspicio, ma anche perché, come molte altre piante, ha una funzione di fitodepurazione e ci sono degli articoli scientifici che dicono che la pianta, le dracene, questa pianta, riesce ad assorbire benzene e formaldeide. Per ultima cosa volevo raccontarvi una leggenda metropolitana che si era diffusa negli anni Ottanta e diceva, questa leggenda narrava che all'interno del fusto di questa pianta trovasse rifugio un ragno, un amigale, il cui morso non era solo velenoso, a dire il vero tutti i ragni sono velenosi, ma anche questo morso potesse infettare le persone e potesse trasmettere l'AIDS. E questo ha avuto un netto, drastico calo del tronchetto della felicità all'interno delle case degli italiani. Ciao, alla prossima!